È ricoverato in ospedale a Padova un giovane di 20 anni che presentava i sintomi della meningite, poi confermata dalle prime analisi cliniche. Il giovane, che vive in provincia, in un comune a ovest della città, ha iniziato a accusare i primi sintomi domenica. Inizialmente sembrava una forte influenza stagionale, con nausea, vomito e febbre alta. Con il passare delle ore, però, nonostante le medicine, la situazione è peggiorata e la famiglia ha deciso di chiamare il 118. Il ventenne è stato così ricoverato d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove la diagnosi è stata confermata dopo i primi accertamenti: meningite da meningococco, e ora le sue condizioni sono stabili. Come sempre in questi casi è stato attivato il protocollo sanitario, che prevede una terapia antibiotica per tutti coloro che sono stati a contatto con il ragazzo, dai familiari ai colleghi di lavoro e agli amici. Non sono emersi altri casi, mentre nei giorni scorsi sono stati accolti anche 2 pazienti pediatrici affetti da una forma di meningoencefalite. Nessun collegamento tra i casi.